Eder, Mac, Pallister. Sebastiano, che hai fatto il 14 dicembre? Su queste cose sai che non voglio parlare perché c'è molta confusione su questo. Io non lo so, va bene, fai quello che vuoi. Passiamo allora a una domanda più semplice. La volta che Pier Giorgio rimase impantanato, come andò quella volta? Niente, allora mi telefona mio figlio, era non so che ora di sera, a un certo punto mi dice papà sono sul vallone, mi sono fermato un attimo, la macchina è andata un po' avanti, è finita con una ruota in una buca, in qualcosa e non riesco a venire fuori. Va bene, ho detto dimmi dove, all'altezza del lago di Doberdò, proprio dove c'è la strada che scende, conosco molto bene quelle zone lì e telefono agli vicini di casa, ho chiesto se hanno una corda e hanno detto di no e così sono andato su, ho chiamato anche il mio amico della carne, gli ho detto guarda mio figlio è rimasto là, l'ho sentito molto così preoccupato e gli ho detto quando torno indietro ti chiamo, infatti l'ho chiamato quando sono tornato indietro. E poi hai chiesto aiuto anche ai tuoi vicini Gabriele e Salvo. Sì. E quel giorno i vicini di casa erano le persone più vicine che potevo chiedere, tutto qua. Ma lui, io l'ho detto nella primissima intervista che ho fatto, potrà essere stato metà gennaio circa, e io mi sono, chiamiamolo così, esposto, perché avrei preferito rimanere dietro le quinte, non dire la mia, nel senso che speravo che lei uscisse, io speravo viva, ma almeno morta molto prima, per capirci. E invece così non è stato, allora mi sono sentito in dovere di apparire, diciamo così, e dire la mia, soprattutto perché sentivo nelle sue dichiarazioni che Sebastiano stava raccontando un sacco di frottole, ma un sacco proprio. Lui ne ha raccontate di tutti i colori e non solo, ma si è contraddetto, come è successo anche ultimamente, ha contraddetto se stesso nel dire la stessa cosa in un verso e nell'altro, se vogliamo, nei primi tempi, motivo per il quale di quello che ha detto è da prendere con le pinze tutto praticamente, anche la verità vera. Momenti molto difficili. Ricordi com'era vestita Liliana il 14? No, perché io l'ho salutata a casa, era in Vestaglia, sono andato via, mi pare un quarto d'ora prima delle 8, qualcosa prima, non lo so, ho salutato Liliana che è venuta a salutarmi sulla finestra, che era ancora, mi pare, alla Vestaglia, questa roba qua, con le topoline, mi ha fatto il sorriso, sono andato a fare il mio giro con i coltelli. Dopo ritorno in studio, mi metto a sistemare tutti i coltelli e poi a un certo punto io ho una bicicletta, avevo una in studio, una in macchina e una a casa e ho preso la bicicletta, ho detto ma provo a fare un giro, avevo questa GoPro che l'avevo appena presa. Sì, peccato che tu usavi le GoPro ormai da 50 anni. Ricordi vagamente il percorso che hai fatto quel giorno con la bici? Io ho fatto un po' la città, da studio ho fatto un po' la città, poi ho fatto l'altura lì in zona del Faro, l'obelisco, ho fatto tutto l'altopiano fino, adesso non mi ricordo bene, non mi ricordo esattamente bene, dopo sono rientrato in studio, ma non ricordo bene, ti dico sinceramente. Fai un piccolo sforzo. No, adesso guarda, adesso mi ricordo, sono sceso e sono andato a casa con la bicicletta. Lì ho pranzato e poi ho riportato la bicicletta in studio. E quelle chiamate rifiutate a Sterpin? Tanto era un numero sconosciuto, non c'era il nome Sterpin o questo qua. Però contrariamente a quanto hai detto a Silvia, l'albergatrice, tu alle 10:30 non eri in casa. A casa alle 10:30 no. Ho risposto il primo pomeriggio, quando ero a casa, che ho visto questa chiamata, ho risposto e c'era questo signore che mi fa, questa voce di uomo, mi fa sono Claudio Sterpin, sono a Basovizza a pranzo con mia figlia
e casomai ci sentiamo dopo. Vabbè, non ho pensato, ho detto ma forse voleva salutarla o qualcosa, forse dirgli qualcosa, boh, ho detto mi chiamerà dopo. E al che tu hai chiuso. Penso che abbia chiuso lui, sai, non so se ho chiuso io. E questo mistero quindi delle chiamate rifiutate da un fantasma? Secondo me, da quello che ho parlato, ho sentito, c'è questa applicazione, così mi hanno detto, che quando ci sono dei numeri telefonici non conosciuti, c'è un'applicazione che mette che va alla segreteria e dopo un po', lei era molto più avanzata di me per quanto riguarda i telefoni. A me non sembra. Intanto Sebastiano, io l'ho già detto e lo ripeto qua in pubblico, Sebastiano con ogni probabilità io sono convinto che ascoltava le nostre conversazioni già da tempo. Il concetto è uno, esiste un tabulato telefonico emesso dalla Wind allegato al faldone che dice di tutte le telefonate fatte da tutti noi, io compreso, in quel giorno. Io ho chiamato la prima volta verso le 10 e qualcosa, non ricordo i minuti precisi adesso perché anche a me, come a lui e con più diritto, le date si sormontano, sono passati 2 anni e mezzo che per me sono volati in un verso, come se fosse ieri o l'altro ieri. Nell'altro mi sembrano 10 anni fa il fatto che è successo, per capirci. Cioè, moralmente io non ho chiuso occhio una notte che si dice una da allora. Dal 14 dicembre io non ho passato una notte che sia una degna di tale nome, motivo per il quale sono molto più confuso. Io ho chiamato una prima volta senza risposta al telefono di Liliana, evidentemente. La prima volta che lui ha risposto, è stato nel tardo pomeriggio verso le 5, 4 probabilmente, mentre la telefonata di cui parla lui, quella che io ho detto sono a Basovizza eccetera, si riferisce, basta verificare, è successo il giorno dopo, mercoledì, io rientravo, è vero, da Basovizza, poteva essere primo pomeriggio, mi ha preso che ero con la pattuglia della polizia ferma dove è sempre o quasi sopra, a 1 chilometro circa da casa mia, c'è strada di Fiume si chiama, c'è una scuola di rimpetto, mi sono fermato per rispondergli, per non parlare al telefono guidando e gli ho detto 2 parole, proprio 2, sto venendo da Basovizza dove ho pranzato con mia figlia, appunto, scusa ma... E ho chiuso perché non mi interessava intavolare il discorso con lui. Telefonava col telefono di Liliana, a me sembrava impossibile. Secondo Sebastiano tu eri uno stalker, Liliana sparisce ma lui non va a denunciare questa cosa alla polizia. È uno stalker, se posso dirlo, è uno stalker che negli ultimi 14 giorni di vita di Liliana ci siamo sentiti per 7 giornate, perché in mezzo c'è il primo e il secondo weekend di dicembre, parliamo di dicembre 21, e l'8 dicembre che erano una festa da amici. In quei 7 giorni non ci siamo sentiti per niente. Negli ulteriori 7 giorni tra di noi sono intercorse in tutto 17 chiamate, 14 fatte da lei verso me, 3 da io verso lei. Allora, a questo punto, lo stalker chi è? Liliana nei miei confronti o io nei suoi? Chi è che fa 14 telefonate in 7 giorni utili a quell'altro? Lei. È scritto tutto sul tabulato telefonico, non occorre andare lontano. Ora minuto è da dove è partita a dove è andata la telefonata e quanto è durata, punto. Non solo, in quelle 2 settimane ci sono 2 martedì. Lei si è fermata a casa mia nei 2 martedì per 6 ore. Dalle 9 di mattina alle 3 del pomeriggio, quando assieme siamo andati in cimitero dai nostri cari, per capirci. E in una di queste 2 occasioni, io portandole a San Giacomo dove aveva il ritrovo con le amiche nel tardo pomeriggio, abbiamo incrociato Sebastiano con la bicicletta in via dell'Istria. Come mai combinazione passava di là? Ci sarà tanto da dire ancora, però la verità è in coda, sta arrivando. Di questo sono convintissimo.
Sarà una sorpresa probabilmente. Vedremo, chi vivrà vedrà. Intanto io ho buttato la pietra nello stagno. Gli anelli si stanno formando. Ieri quando abbiamo citato le 12:47, appunto, e non sembra, è perché queste sono le celle che agganciano alle 12:47 una cella di via San Primo che si trova a San Giovanni. Questa via è proprio vicino all'entrata del parco Exoc PP, dove poi verrà depositata Liliana nei primi giorni di gennaio. La sua localizzazione, che appunto dà quella cella, lui dovrebbe trovare con il giro che sta facendo con la GoPro a circa 4 km minimo di distanza. Quindi diciamo o sta di qua o sta di là. E questo logicamente lascia un momentino perplessi tutti quanti, e come è stato detto questa storia della GoPro sembra che faccia buchi da tutte le parti, anche perché non è mai stata consegnata la GoPro con la schedina originale. Lì sono stati consegnati agli inquirenti innanzitutto 2 video di meno, e questi video poi sono stati anche rimaneggiati, tagliati, cuci. Io quello che voglio dire è che persino nel video del 12 dicembre, quando c'è quel video che Lilli saluta "ciao, siamo a grado", ecco, il mio compagno che aveva visto che gliel'aveva mostrato Sebastiano è stato comunque tagliato perché manca un pezzo. Quindi allora il signor Sebastiano evidentemente, ma questo insomma risulta perché se l'ha fatto per il 12, dico io, forse non ha consegnato bene agli inquirenti tutti i video, tutti gli spezzoni, perché qualcosa appunto non torna negli orari. E soprattutto quello che ci chiediamo, avendo lui affermato che ha acquistato la GoPro 9, ma risulta che avesse già avuto prima una GoPro 7, quindi poco cambia tra una 7 e una 9 la risoluzione, certamente si vede meglio e tutto quanto, ma lui dichiara di aver acquistato questa GoPro 9 i primi giorni di dicembre, e fa onestamente strano che praticamente abbia fatto 450-460 video entro il 14. Calcoliamo che insomma non è che di notte andava in bicicletta a fare video. E quello che io volevo dire per quanto riguarda la GoPro eccetera, non ho mai capito perché gli inquirenti, proprio così dico senza nessun particolare bisogno, non abbiano fotografato il computer della bicicletta di Sebastiano per vedere quanti chilometri avesse fatto quella giornata, perché le biciclette a pedalata assistita, lo so bene perché ne posseggo anch'io una, ecco, registra il chilometraggio della giornata e quanto hai fatto. Potevano fare già all'inizio una foto, si vedeva subito. Dopodiché quello che non capisco è perché gli inquirenti non hanno ritirato proprio l'originale della schedina. Di quella mattina non torna niente, perché appunto tutti i dati non sono stati controllati. Lui dice che va in magazzino, lascia la macchina, e dove ha lasciato la macchina tra l'altro? Dopo quando gli chiediamo dove è parcheggiato non ricordo, dopo però dice che al pomeriggio che va a ritirare la macchina. E come? Al mattino non ricorda, al pomeriggio ricorda dove è la macchina e che l'ha lasciata. Dice anche che c'è gente che vede che lui va sempre in magazzino, e invece dove sono? Nessuno testimonia che lui è stato là quel giorno. Tra l'altro ce n'è una persona sola che disse che lui arriva di solito con la moto. La moto, tra l'altro, lo usava sempre, che io sappia, per andare in magazzino. Perché? Perché là proprio non aveva modo di parcheggiare l'auto, perché proprio non ci sono parcheggi. E il fatto appunto ci sono queste 3 ore di buco che lui non ha spiegato, dice che il magazzino non ha ricezione. Non è vero niente. Io sono stato là parecchie volte e naturalmente alle volte sentivo malamente, però funzionava sempre il telefono, non è che non funzionasse. Come appunto si evince da chi ha avuto maniera di leggere il fascicolo, ormai
alle mercé di tutti, proprio chi legge appunto vede che non sono state fatte bene le indagini. Cioè è stato evidenziato parecchi momenti proprio della mattinata e di altri avvenimenti succedutosi, però non hanno mai specificato il perché. E io qua auspico che adesso questa nuova procura, il nuovo procuratore, abbia appunto il desiderio di approfondire e di spiegare tutte queste lacune che purtroppo mancano dall'inizio. Chi purtroppo all'inizio non ha lavorato bene abbia l'umiltà di ripartire nuovamente in maniera obiettiva ed onesta. Sebastiano nella prima sua deposizione che lui dice praticamente quando sono ritornato a casa ho visto il cellulare di Lili là e non ho fatto caso perché magari si è dimenticata. Quindi lui dichiara praticamente nella denuncia che fa la sera del 14 che lui sa già alle 13:30, se è l'ora del rientro, che il telefonino di Lili è rimasto là. Poi lui disse anche a me, ma lo dice anche un po' nella dichiarazione, lui appunto continua a fare le sue cose e se ne andrà. Solamente che alle 14:57 suona il telefono e questa chiamata proviene da Claudio Sterpin. Quando lui chiama risponde Sebastiano, Sterpin prende letteralmente paura perché in quel secondo si rende conto che il telefono è in mano del marito e chiude. Il marito non richiama a questa persona che ha chiamato e seconda cosa, nel tempo, lui dirà che quella chiamata delle 14:57, chi ha chiamato, e lo sappiamo benissimo Claudio Sterpin, lui disse che c'era una persona che ansimava, uno stalker, il quale già da tempo disturbava e cercava guai, diciamo così perché non mi viene il vocabolo giusto, con Liliana. Quindi lui era a conoscenza di un disturbatore di Liliana. E per questo io, le ripeto, mi sono veramente, quando ho saputo questo, incazzata, ecco, diciamola così, e soprattutto non posso pensare che si parlava di uno stalker che lui sapeva e ha sentito alle 14:57 che ansimava, che noi quando veniamo chiamati là da lui non ce lo dice, non lo dice al fratello quando parla al telefono con il fratello, non lo dice soprattutto in questura, anzi, peggio ancora, lui bloccherà il numero di Sterpin prima di entrare nell'edificio della questura, quindi blocca nell'eventuale stalker, ma non lo dice all'operatore di polizia. Per questo insisto quando dico perché lui non l'ha detto immediatamente. Le indagini cambiavano immediatamente e veniva sicuramente fatto un sequestro di persona o quant'altro, e invece mettiamoci bene in testa che il giorno 15 la mattina l'amante si autodenuncerà andando giù in questura raccontando chi è lui, cosa dovrebbe succedere, consegnando i telefoni, fanno la fotocopia, cioè la copia del telefono di Claudio così subito, e si accorgeranno gli inquirenti poi cominciando a guardare che già appunto alle 8:22 la chiamata di Liliana verso Sterpin non risulta essere nel telefono di Liliana, ma nei tabulati risulta e anche nel telefono di Claudio. Questo che mi chiedono, succedendo già questo proprio all'inizio, quindi al 15 c'è già stata fatta questa manovra sui telefonini, perché gli inquirenti poi hanno voluto fare solo una copia forense parziale? Perché essendo io, lui, l'amante, non hanno fatto immediatamente la copia forense di entrambi i cellulari, sia di Claudio che di Sebastiano? Penso che era veramente, credo, una cosa logica. Ormai viviamo nei telefoni, tutti conoscono la nostra vita, si scopre cosa faccio, cosa guardo, cosa ricerco. Lei quella mattina ricerca anche il meteo, quindi anche là dico sempre logica, buon senso, una che si deve suicidare dice se è brutto tempo vado a suicidarmi, se è bel tempo oggi no.
Quindi quello che voglio dire, si sapeva già che la telefonata delle 8:22 non risulta nel telefono di Liliana, che poi viene appena preso e ritirato dagli inquirenti il giorno 23, ecco, come mai non è stata fatta una copia? Perché Liliana è stata, diciamo, ma subito questo suicidio è stato preso in considerazione, questo suicidio così immediatamente direi seppellita. Non hanno neanche aspettato di avere il responso delle indagini del materiale mandato alla scientifica Milano, dove appunto risulterà che non ci sono le impronte. La prima autopsia è stata un disastro? Secondo me è stata fatta bene, le dico francamente. Io per lavoro ho conosciuto chi l'ha fatta ed è un grande luminore, un grande professionista. Però secondo me, col senno di poi, sembrano dilettanti allo sbaraglio quelli che sono andati sul posto. Non c'è protocollo, non ci sono le tute, non c'è la scena del crimine, perché come fanno a sapere che quello è un suicidio? Non c'è la scena del crimine. Voglio dire, quando vanno là, come mai non hanno preso la temperatura del terreno, la temperatura di Liliana, non hanno fatto tutto quello che mettere il nastro, bloccare la storia finché non arriva il medico legale. Su autorizzazione del magistrato è stato spostato il corpo. Quindi voglio dire, a me veramente quella scena, ma lo dico proprio da una che guarda CSI, non occorre essere chissà che cosa, veramente sembrano dilettanti allo sbaraglio. Gli inquirenti registrano e scrivono nelle loro relazioni che alle 8:22 risulta che la telefonata di Liliana verso Claudio Sterpin è cancellata. Perché non hanno cominciato a approfondire da quello? La ricerca della verità continua. Noi quella vogliamo, la verità, perché conoscevamo Liliana. Lei non si sarebbe mai suicidata e soprattutto in quel modo non aveva motivo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.